Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. Iniziamo i lavori di questo evento fortemente voluto dall'Ordine dei Psicologi del Veneto, dal suo Presidente e dal Consiglio intero. Il tema di oggi è dello psicologo di base nel territorio, un tema che sta riscontrando molto interesse all'interno della comunità professionale, ma anche, come vedremo, all'interno, diciamo, della popolazione, dei cittadini, e l'intento di questo convegno sarà quello di mettere in sinergia, valutando le diverse esperienze che sono sorte nel territorio veneto, un'esperienza ufficiale, chiamiamola così, legata a una delibera regionale, e un'altra serie di esperienze sul territorio veneto che cercheremo in questa sede oggi di coniugare, di valutare, di analizzare in maniera tale da poter fornire alle istituzioni un modello abbastanza compatibile, sinergico, che possa essere il più possibile legato all'operatività che andiamo appunto approntando nelle diverse situazioni. Passo la parola al consigliere Rocco, che ci porta, Nicolò Rocco, consigliere comunale, che ci porta i saluti del sindaco di Treviso. Innanzitutto ringrazio l'Ordine degli Psicologi per aver scelto la città di Treviso, porto i saluti del sindaco Giovanni Manildo. Sono contento che abbiate scelto Treviso, anche perché oggi la nostra città vive un'iniziativa particolare che è Treviso Città in Fiore, e in qualche modo è anche il tentativo di coniugare un modo diverso di vivere la città, di vivere i centri, e quindi se avete l'occasione di fermarvi vi consiglio di entrare all'interno delle mura, perché c'è proprio un lavoro in qualche modo che porta a quello che voi cercate di promuovere, che è il benessere. Il benessere si fa anche promuovendo stili di vita diversi. Credo che il desiderio, il bisogno di psicologia sia forte. Parlando con il direttore del distretto di Treviso, il dottor Di Giorgi, ha evidenziato, parlando insomma così, ci troviamo spesso a condividere la necessità di avere anche dei professionisti che più di quanto non riescano a fare o non si riesca a fare nel paradigma tra virgolette medicale, capiscano, intercettino, stiano vicini e promuovano il benessere e la salute. Per fare questo l'unico richiesta, diciamo, quello che vi chiedo di fare è di pressare, di essere pressanti con le istituzioni, a partire dal comune fino poi a chi ha più importanti livelli legislativi. È molto importante e bellissimo che ci siano stati questi due livelli, quindi uno legislativo regionale con la sperimentazione e uno che sia nato dal basso. Tra l'altro qui in sala c'è anche una vostra collega, la dottoressa Picotti, che è consigliere di Casier, che è un comune proprio nel Trevigiano, qui confinante di Treviso, che ha appoggiato l'iniziativa di legge partendo dal basso, partendo dai sindaci, perché chi è vicino al territorio sia quanto il benessere si costruisca in maniera diversa rispetto a una volta. Il Servizio Sanitario Nazionale era stato costruito in un certo modo, oggi le esigenze sono diverse, le patologie, i disturbi sono diversi e la salute inizia a essere intesa proprio come completo stato di benessere anche psicologico. Questo è fondamentale farlo con dei professionisti che si appoggino a chi ascolta il territorio, e io vi ringrazio davvero e ascolterò veramente con molto interesse, perché abbiamo bisogno di ricercare una salute e di un concetto di salute diverso, e per farlo è necessario farlo anche con chi si occupa di psicologia. Grazie Nicolò. Passo la parola adesso al consigliere Giampiero Bossamai, consigliere regionale. In questi ultimi anni il consigliere Bossamai ci ha aiutati, come potete vedere, a portare avanti un lavoro, diciamo, sulla psicologia attraverso anche delle proposte di legge che sono depositate in regione. Grazie, si sente, sì? È meglio che stia seduto. Buongiorno a tutti, un cordiale saluto a tutti quanti. Io ringrazio l'Ordine degli Psicologi, il Presidente, il Dottor De Carlo, per l'invito che mi ha fatto oggi per essere qui presente con voi. Di solito mi occupo di altre tematiche, ho iniziato il mio mandato in Consiglio regionale nel 2010 occupandomi di altre tematiche, non sono presente nella Commissione Sanità. Poi ho iniziato un percorso anche
anche con la conoscenza che mi è stata fatta su questo settore dal vostro consigliere, dottor Micheletto, è iniziato un percorso di comprensione mia di quelle che sono le esigenze dei cittadini nel riferimento alla materia della psicologia. Il vostro incontro oggi è qualcosa di importantissimo. Lo psicologo di base è una figura professionale che è sentita sul territorio, sentita dai cittadini, sentita dai professionisti, non ancora attiva se non in fase sperimentale. Su questo già 2 anni fa io ho presentato un progetto di legge che propone al Consiglio regionale l'istituzione proprio della figura dello psicologo di base. Oggi la nostra popolazione, i cittadini veneti, vivono un momento di particolare tensione, di particolare disagio. Molte persone nell'affrontare le normali problematiche della vita trovano delle situazioni inaffrontabili e hanno bisogno di un accompagnamento, hanno bisogno di un aiuto, e quindi bisogna passare da una medicina prettamente specialistica su altre specializzazioni, da una medicina molto legata alla farmacologia, a una medicina di comprensione, di aiuto, di sostegno per affrontare quelle problematiche che oggi vivono costantemente i giovani, vivono costantemente gli imprenditori, per aiutare la popolazione veneta ad avere ancora fiducia nel futuro. L'uomo ha bisogno di speranza e oggi la speranza manca per la mancanza di basi solide, per la mancanza di opportunità, per la mancanza di lavoro, per la diversità del rapporto negli affetti rispetto al passato, per 1000 problematiche. È un'esigenza che ho anche vissuto nelle mie passate esperienze, come quella di sindaco del mio paese, dove molte persone si avvicinavano a noi e i loro problemi non erano sempre risolvibili con argomentazioni di carattere politico-amministrativo. C'era bisogno di un approccio diverso, c'era bisogno che il sindaco in quei momenti fosse anche psicologo in erba, proprio perché le persone avevano bisogno di un amico, di un consulente, di un qualcuno che sapesse anche ascoltare. Certamente noi non abbiamo questa professionalità, il compito dell'amministratore, del politico non è di essere specializzato in un determinato argomento, ma è quello di capire le esigenze delle persone, di chi noi aiutiamo con il nostro lavoro di amministratori o di rappresentanti, come in questo caso dei cittadini veneti nel Consiglio regionale del Veneto. E quindi quel progetto di legge che ho curato assieme al consigliere Micheletto ha però aperto una strada, ha fatto pensare, ha fatto ragionare. Da lì è scaturita con il grosso impegno dell'ordine degli psicologi un percorso anche mediante l'attivazione del tavolo di lavoro su queste tematiche con il dottor Mantovan, il nostro direttore, e che ha portato anche dei risultati. Penso vedo qui anche la dottoressa Rugelli, penso alle sperimentazioni dello psicologo di base che sono iniziate in 2 ULSS, quella dell'Alto Vicentino e poi l'ULSS di Pieve in Soligo, l'ULSS 7 di Pieve in Soligo, che è quella mia. Fra l'altro su l'UTAP in Pieve di Soligo, che l'UTAP io credo che sia dovuto al fatto che Nicola Micheletto tenta sempre di psicanalizzarmi con scarsi risultati, per cui ha immaginato che io fossi un fruitore, come effettivamente sono, di quella UTAP. Il medico mi propone sempre di avere anche un avvicinamento al lavoro dei psicologi, al quale io mi rifiuto in modo radicale. Però quelle sperimentazioni, stavo dicendo, stanno dando ottimi risultati. C'è una grande affluenza, so che voi oggi ne parlerete in modo approfondito, so che c'è stata anche una grande disponibilità dei medici di quella UTAP per consentire che venisse fatto questo servizio. Fra l'altro anche una personale soddisfazione, perché la location che viene adoperata da qualche anno è una location che è stata data in disponibilità dal mio comune nel momento in cui ero sindaco, perché si era compresa la necessità di iniziare fin da subito con queste esperienze di medicina associata. Ecco, poi chiaramente i problemi sono ancora tanti. Il mio ordine del giorno, presentato successivamente al progetto di legge, che indicava alla Giunta di creare un percorso diverso per quelle persone che abbisognano di servizio di psicologia, penso, come dicevo prima, agli adolescenti piuttosto che ai giovani e alle loro famiglie, senza passare attraverso il centro di salute mentale, qualcosa che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità. È un percorso che è in fase di elaborazione da parte del nostro Dipartimento, ma è un qualcosa che è senz'altro indispensabile. C'è bisogno di far comprendere alla popolazione veneta quali sono le prospettive positive che date voi con la vostra professionalità. I cittadini oggi,
hanno ancora poca chiarezza nella differenza tra il ruolo e la specializzazione del psicologo rispetto al psichiatra, fanno tutt'uno e a volte non comprendono la necessità di accedere a questa vostra disponibilità per risolvere determinate problematiche. Ecco, questo fa bisogno. Bisogna far comprendere che sono due cose completamente distinte. Per far questo abbiamo bisogno di rendere pubblici i dati di accesso delle vostre prestazioni, che attualmente sono inglobate nelle prestazioni di psichiatria, e questo ha fatto scaturire un mio secondo progetto di legge presentato in questi giorni, che propone al Consiglio regionale, siamo a fine mandato ma è una testimonianza utile perché può essere recepito anche nel prossimo mandato da qualsiasi consigliere ripresentato, che propone la costituzione delle unità complesse di psicologia in ciascuna delle future RUS del Veneto, un qualcosa di indispensabile per far emergere il vostro lavoro, per far sì che comunque la vostra professionalità venga, uso terminologia non appropriata, ma comunque sfruttata al massimo per dare un servizio ai nostri cittadini, e su questo io continuerò a battermi. Concludo augurandovi un buon lavoro. Io comunque rimango a disposizione della categoria per qualsiasi necessità, devo purtroppo spostarmi ad altra manifestazione, ma conosco bene l'argomento perché quel presidente e quei consiglieri ci siamo incontrati parecchie volte, ve lo ripeto, sono comunque a vostra disposizione per qualsiasi fabbisogno per la categoria e soprattutto perché gli interessi della categoria sono gli interessi dei miei concittadini veneti. Grazie Presidente Samai.